Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto la mascherina, parleremo di come trasformare il proprio stato energetico con un circuito radionico. Quindi prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook o Telegram, o se avete anche voglia un bel like bello deciso, perché ci fa sempre bene e tira su di morale, e anche il video lo tira su. Bene cari amici, vediamo un po' come attivare questo circuito radionico, che serve, come ripeto, per dare un'azione coadiuvante che aiuti a trasformare il nostro stato energetico negativo, che si è cronicizzato cioè praticamente noi, quando ci sentiamo un po' giù, vediamo che c'è troppa cristallizzazione, noi dobbiamo trasformare questo stato energetico negativo in qualcosa che sia positivo, allo scopo di interrompere definitivamente una serie di eventi che non ci piacciono, e per poter iniziare un nuovo periodo ricco di eventi positivi, e quindi useremo questo circuito. Quindi il circuito che vi presenterò serve anche per promuovere una drastica presa di coscienza, che sia di aiuto a voi per poter staccare da questo periodo, o da un periodo nero, da convertire cose negative in cose positive ed essere più centrati. Quindi iniziamo, prendiamo il nostro pendolino e mettete il testimone nel quadrante radiostesico per la valutazione. Quindi prendete il vostro pendolino e chiedete se va bene questo circuito. Sempre, vi ripeto, sempre chiedere al vostro circuito di valutazione, al vostro quadrante radiostesico di valutazione, se va bene il circuito che il vostro Marietto Veneziano vi propone nelle varie pillole. E anche in questo caso il testimone è positivo, si può usare. Vi ripeto che per testimone si può usare una ciocca di capelli, un cappello, un pezzetto di unghia, il nome scritto su un pezzo di carta, o un po' di saliva imbevuto in un batuffolo. In questo caso abbiamo una fotografia e vediamo che il pendolino ci dice di sì, questo circuito si può tranquillamente usare. Ricordo che questo circuito dissolve le forme pensiero negative autoprodotte. Noi alcune volte siamo così negativi che ci creiamo delle autofatture. Bene, vediamo che la cosa si può fare bene, cari amici. Quindi passiamo al prossimo quadrante radiostesico, togliamo il nostro testimone e chiediamo al quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento se questo circuito avrà un effetto positivo su di noi. Vediamo, o sul testimone, chiaramente, in questo caso qua il testimone. E quindi vediamo che sul testimone la cosa sarà molto favorevole, quindi siamo sicuri che l'operazione sarà positiva. Bene cari amici, fatto questo qui, andiamo a prendere il nostro circuito radionico. Vedete il nostro circuito radionico, che potete tranquillamente scaricarlo nel sito elcapitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di The Garden Marietto Veneziano. Mettiamo il testimone, prendiamo il nostro pendolino e lo facciamo girare minimo 21 volte, o fin quando il pendolino non perde la sua forza cinetica. Vedete? Bene. Noi facciamo girare così che si aggrega il pendolino al circuito radionico, e questo circuito radionico non ha bisogno di tempo, bisogna lasciarlo attivo fin quando non abbiamo raggiunto il nostro scopo. Quindi possiamo sempre lasciarlo attivo. Sono uno dei pochi circuiti che può essere sempre lasciato attivo, operativo. Fatto questo, dopo 21 giri come minimo, noi possiamo tranquillamente fermarci col pendolino. L'ideale però sarebbe che noi continuassimo a aggregarlo, a fare in modo che questo testimone venga aggregato al nostro circuito radionico. Adesso mi fermo perché chiaramente è solamente una pillola esplicativa. Bene, fatto questo, prendiamo la nostra macchina di onda di forma, la nostra macchina radionica, la appoggiamo in un posto sicuro. In questo caso, visto che non abbiamo bisogno di tempo, perché può essere lasciato sempre attivo,
lo appoggiamo in un posto in cui non può essere armadio, dentro un cassetto o sopra un tavolo dove noi non andiamo a disturbarlo. Una cosa importante è che non ha bisogno della luce solare, quindi perché lavora con la luce eterica e le onde di forma, quindi tranquillamente possiamo sempre lasciarlo attivo anche in solaio teoricamente. Bene cari amici, grazie di aver seguito il vostro Marietto Veneziano fino a qui, vi rinnovo l'invito ad andarvi a iscrivere nel canale di The Guard e chiaramente anche nel canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook e anche di andare a visitare e scaricare possibilmente nel sito ilcapitano.altervista.org tanti altri ebook con tanti PDF gratuiti. Grazie cari amici e alla prossima!